Sindaco Pizzoli, sindaco di Portotolle, un incontro mercoledì a Roma con il ministro Frattini e il ministro Lollobrigida e si parla di granchio blu. Com'è la situazione? Cosa porta a casa da questo incontro, sindaco? Sì, l'incontro è stato voluto dai due ministri, il ministro dell'ambiente e il ministro dell'agricoltura, che sono coloro che hanno incaricato l'ex prefetto, il commissario Caterino, a preparare questo piano di intervento che servirà naturalmente da un lato per mitigare la presenza del granchio blu, dall'altro per fare ripartire anche la produzione delle vongole in una maniera più consona. Devo dire che la cosa che ci ha dato un po' soddisfazione è che è un piano che comunque, è vero che è il piano del commissario, è vero che è l'incarico dei ministeri, ma è vero che parte dalla base, perché nei tavoli tecnici che hanno composti per arrivare poi ad ottenere questo piano erano presenti le associazioni di categoria dei pescatori, i consorzi dei pescatori, i sindaci, perché c'eravamo anche noi, la provincia, la regione, gli enti naturalmente scientifici, perché serve anche quella base scientifica di appoggio, e quindi è stato un lavoro di squadra dove ognuno ha potuto esprimere, ognuno ha potuto arrivare a completare questo piano che tra l'altro in questo momento è cagliato particolarmente per Rovigo e Ferrara, quindi è anche abbastanza fatto in modo di agevolare le nostre zone. È vero che le cifre a disposizione ad oggi del commissario è 10 milioni, non è una cifra esagerata per tutte le linee d'azione del commissario, però è anche vero che può essere integrata attraverso altri fondi a disposizione, in base naturalmente a ciò che di buono verrà fuori da questo. Ma quando si parla di 44 milioni già stanziati e di 10 milioni, si parla solo per il comprensorio Chioggia e Delta o per tutta Italia? No, se vi ricordate parliamo delle prime misure, quelli di un anno e mezzo fa, i famosi soldi destinati per la semina, i soldi destinati per alcune attività. Dopo è anche vero che sullo specifico, per quanto riguarda le nostre zone particolarmente colpite, i fondi, ad esempio quelli arrivati al consorzio anche per la copertura della perdita di bilancio, sono stati fondamentali per non far chiudere in negativo il bilancio del consorzio, che ricordiamo il consorzio raggruppa tutte le cooperative, quindi tutti i pescatori che hanno poi diritti esclusivi di pesca. Quindi effettivamente quanti soldi sono arrivati fino adesso? Adesso andare sullo specifico, però mi sembra che al consorzio, per quanto riguarda, le perdite erano circa 5 milioni e 4. Dopo c'è stata la parte sia quella regionale e quei fondi destinati alla cattura e allo smaltimento, che erano altri 200.000 più 150.000, 350, più c'è la parte ad esempio che abbiamo appaltato noi per lo scavo della bocca tra Chioggia tra Santa Giulia e Scardovari in Sacca, che sono altri 300.000 euro che abbiamo fatto noi l'operazione anche di progettazione. Ci sono i fondi per la perdita della semina, quindi qualcosa è arrivato. Quella è che è la percezione e la difficoltà che vivono i nostri pescatori naturalmente è quella che direttamente al pescatore, essendo una partita IVA, ad oggi non ha visto neanche un euro, ed è un anno e mezzo che non percepiscono stipendio, perché essendo partite IVA quest'anno si spera, con il famoso cambio della legge 102, che riescano a pescare sulla perdita del fatturato del 2024, cosa che nel 2023 non era successo, di poter almeno avere una parte di riscontro anche economico direttamente al pescatore, perché ad oggi sono tutti indiretti al pescatore. Ecco, c'erano il sindaco di Rosolina, la rappresentanza di Chioggia, o sbaglio? C'eravamo sì. Rosolina, Portoviro, Portotolle, Goro, Comacchio come municipalità. È un comune denominatore il problema, o voi l'avete in particolare? Allora, credo che le lagune più colpite sono senza dubbio la Sacca di Scardovari, Portotolle e Goro. Dopo di riflesso sta molto penalizzata anche Portoviro, Rosolina e anche Comacchio, quindi che tutta la parte delta del Po credo che sia quella veramente che oggi è l'epicentro di questa crisi drammatica che vive un attimo il settore. Ecco, voi comunque, voi amministratori presenti, siete stati soddisfatti di questo primo approccio e di come si sta muovendo il commissario Caterino? Sì, ripeto, per l'approccio di lavoro del commissario devo ringraziare, perché è sempre stato ed è ancora oggi molto disponibile. Ripeto, il fatto di partire dalla base per il piano di ripartenza, secondo me è una cosa che comunque
è soddisfacente e fa anche bene al territorio. Dopo ci sono degli aspetti che non competono al commissario Caterino, ma che sono esclusivamente politici, vedi la sospensione dei contributi previdenziali che oggi... Di questo non ne avete parlato comunque? Ne abbiamo parlato a margine della riunione, dove abbiamo anche potuto interloquire con alcuni esponenti politici che stanno preparando anche degli emendamenti eccetera, perché oggi per bloccare l'emorragia del ritorno dei permessi e quindi della scomparsa di queste partite IVA, che oggi a Portotolle sono già 400 che abbiamo perso in questi mesi e rischiamo di perdere ancora di più, l'unico modo per bloccare questa emorragia spaventosa è quella almeno di sospendere i contributi previdenziali, perché capite benissimo, anche voi che ci state ascoltando oggi, che uno deve pagare i contributi per mantenere viva se la non licenza, ha reddito. quando non ha reddito come fa a pagare almeno la sospensione? Permetterebbe quel lasso di tempo di cercare di arrivare a recuperare almeno delle economie, o attraverso la pesca, come stanno facendo in tanti, perché tanti sono imbroccate le mani che stanno facendo altri lavori, però è chiaro che è insostenibile poter mantenere una partita IVA quando non hai entrate, quindi ecco, credo che la sospensione sia una condizione sine qua non per continuare a mantenere questo lavoro, che non è solo un lavoro ma una tradizione e tutto ciò che ne viene dietro. Lei che ha un filo diretto con i pescatori, con il consorzio in particolare, sono moderatamente soddisfatti di questo approccio? Allora, il consorzio ha fatto parte del tavolo, le associazioni di categoria dei pescatori hanno fatto parte dei tavoli tecnici, quindi per ciò che è nato dal tavolo del commissario credo che siano soddisfatti anche loro. Dopo è chiaro che anche loro vivono una situazione che, ripeto, è drammatica, e quindi oggi hanno bisogno del sostegno, hanno bisogno di alcune azioni economiche mirate. Poi adesso tra l'altro è un piano anche elastico, perché comunque il fatto di aver individuato delle cifre per lo smaltimento e la cattura del granchio, è anche vero che si vanno avanti questi contratti che stanno venendo avanti con queste aziende multinazionali che recupereranno tutti i granchi, quindi avranno già un'entrata di vendita di questo granchio. Probabilmente queste cifre possono essere spostate per altre situazioni, ad esempio l'intenzione di voler raddoppiare i recinti è importante, perché potremmo allargare quegli specchi acqui dove poter anche fare la semina della vongole, e quindi tornare, non dico una produzione, perché parliamo comunque di produzione mirate. Faccio un esempio soprattutto per chi ci ascolta in questo momento: oggi sono recintati 27 ettari, pensate che ne potremmo recintare 1100. I fondi potrebbero essere sufficienti o no? I fondi potrebbero essere sufficienti? I fondi, diciamo che per quanto riguarda le attrezzature e tutto, ci sono anche dei fondi del FEAMPA su cui si può intervenire, c'è anche la regione che può intervenire, quindi diciamo che ci sono diverse diramazioni su cui si può attingere fondi per quanto riguarda le recinzioni. Una parte sicuramente sono anche nel piano. Ecco, si è parlato nella stampa di aziende turche, aziende indiane, aziende coreane interessate al granchio. Sono cose embrionali oppure c'è già qualche contatto importante? No, ci sono dei contatti molto importanti, sono ben avviati sia dalla parte rodigina sia dalla parte ferrarese, non con le stesse aziende, con aziende diverse, quindi anche con nazionalità diverse, però che stanno venendo avanti. La speranza è che per la primavera, che naturalmente ci sarà anche il ritorno del granchio con il tempo. Oggi con l'inverno, con le acque fredde eccetera, sapete che il granchio è più ritirato, è meno invasivo all'interno della laguna, però con le temperature più calde sicuramente ci sarà ancora, perché comunque essendo una zona di presidio del granchio, poter arrivare a pescare questi granchi e poter catturare il più possibile, avendo anche un margine di guadagno sulla rivendita e non pagare lo smaltimento, perché ricordiamoci che fino a ieri mattina ogni granchio che veniva catturato veniva anche smaltito con un costo di tra i 15 e i 20 centesimi al chilo per smaltirlo. Sembra una cosa paradossale, però... Ma nei progetti creare una filiera per sfruttare il granchio, c'è questo progetto? Non è solo la vendita, anche fare una produzione completa come quella che c'era poi con le vongole? Allora, la produzione completa è un po' problematica, perché soprattutto c'è un fattore commerciale, la parte della vendita commerciale, perché non parliamo di una vendita del fresco, che tra l'altro ha anche grosse difficoltà come vendita nei mercati del fresco, ma serve sicuramente una lavorazione, perché la polpa viene rivenduta soprattutto dove ci sono quelle filiere ormai acclarate, ormai accertate, che naturalmente lo vendono anche a delle cifre abbastanza importanti. È vero che
chi fa impresa ce li insegna, per arrivare a fare le lavorazioni serve anche lo sbocco di vendita, che oggi quindi creare una filiera completa diventa magari problematico. È anche vero che una prima magari lavorazione si potrebbe anche effettuare in loco, diciamo, ci sono delle idee da mettere in campo dove poter, ecco, magari non la filiera completa, ripeto, per una questione legata prettamente alla commercializzazione, che capite, è inutile che costruisco un'automobile quando non riesco a venderla sul mercato, ecco, questo è un po' è un esempio, però è chiaro che bisogna arrivare soprattutto a creare una parte di reddito grazie anche a questo granchio, perché ce li abbiamo, è anche inutile buttarlo via e spendere per buttarlo via, è meglio cercare di sfruttarlo, anche perché andrebbe ad incentivare la cattura, che credo che sia una delle cose fondamentali. Più ne catturi e meno ne avrai all'interno delle lagune. Grazie Sindaco. Nulla, grazie a voi. Adesso è dato il discorso. Spero di essere stato sì, caspita, no, benissimo, mi fa anche l'articolo sul giornale. Quindi, sì. L'idea è quella. Prova, qua va tutto. Allora, adesso parliamo in generale del paese, tipo gente a chi hai visto più o meno il format è sempre quelli. Buongiorno Sindaco Pizzoli, siamo nella sua città per capire i pro e contro dei suoi cittadini, cosa ne pensano di questo paese. Lei che sensazione ha da cittadino del Polesine? Ricordiamo che tra l'altro lei è nato in una delle frazioni più importanti, Polesine e Camerini, quindi c'è anche questo vincolo di queste 7, 8, 10, quanti sono frazioni? 12? 11 frazioni, quindi la coesione di queste frazioni non è sempre stata facile e forse finalmente avete trovato la quadra. Cittadini di Portotolle, una definizione secca, Sindaco. Il cittadino di Portotolle è un cittadino laborioso, è un cittadino generoso, è un cittadino che comunque ha saputo, attraverso le grandi difficoltà che in questi 60 anni, 70 anni ha vissuto, penso dalle alluvioni ad oggi, insomma ne ha attraversate diverse, ha saputo mantenere delle radici forti, ha saputo costruire un comune, una città che oggi vive una trasformazione culturale, una trasformazione oggettiva anche su quelle che sono poi le fonti di reddito future. Ecco, qualcuno sottolineava che Portotolle fondamentalmente è isolata rispetto, voi avete la Romea più o meno a un 10 km e quindi create più o meno un'isola, felice o no, questo magari me lo dirà lei, c'è questa sindrome di isolamento secondo lei? Portotolle è una comunità isolana, fa parte di un insieme di isole collegati con 4 punti d'accesso che sono i punti, 2 di barca e 2 fissi, e quindi sicuramente è già di su una comunità isolana, è parte anche di una sua storia, di una sua tradizione.
L'isolamento forse lo abbiamo vissuto di una parentesi politica datata di qualche anno fa, oggi credo che ci sia una sorta di avvicinamento, credo che ci sia un fattore che comunque Porto Tolle negli anni è riuscito a crearsi una sua identità particolare, un suo riconoscimento anche dato sicuramente, lo vediamo anche nel mass media negli ultimi anni, no? Penso all'attenzione avuta in questi ultimi anni, le conquiste avute, sono diventato un comune turistico, possiamo dire quasi a tutti gli effetti, le sue eccellenze nel settore primario, ha avuto comunque insomma, un riconoscimento credo anche importante e ciò ha aiutato anche a lavorare in maniera sinergica anche con altre realtà. Ecco, voi siete inseriti nel Parco del Delta, probabilmente il 60-70% del Parco Delta Veneto è nel vostro territorio, questo però qualcuno contestava che non c'è sinergia con gli altri comuni. È anche colpa vostra, o meglio, lei vede questa poca collaborazione o è un'impressione, siccome l'abbiamo riscontrata nelle nostre interviste on the road? Ma a dire la verità, sinceramente, adesso io parlo del fattore istituzionale e quindi del rapporto che abbiamo anche con i sindaci, con le istituzioni, credo che ci sia un rapporto anche di vedute molto vicine, di un cammino che stiamo facendo cercando anche di aiutarci, ci sono meno contraddizioni politiche rispetto sicuramente ad anni fa, io 20 anni che faccio amministrazione, 6 anni che faccio il sindaco, credo che insomma alcuni cambiamenti si vedono, dopo è anche vero che si nasce anche da una storia, no, Porto Tolle non voleva entrare nel parco, Porto Tolle aveva alcune situazioni dove magari eravamo anche distanti, ma credo che oggi la cosa sia inversamente proporzionali, tant'è che sono vicepresidente del parco, tant'è che insomma siamo all'interno di diverse associazioni, sono il presidente del Galpa, siamo in consiglio provinciale, credo che insomma, ci sia... Nel 2025 doveva scadere il periodo di prova per il BAB UNESCO. Qualcuno aveva detto attenzione, ci sono dei segnali, per esempio gli insediamenti biometano, questo impianto all'Oreo nella zona aria. Potrebbe essere che il MAB UNESCO potrebbero rivedere un pochino la visione del nostro delta, o secondo lei è una paura infondata? Guarda, io sono sincero, io ho la speranza di poter allargare il MAB UNESCO, nel senso di poter allargare questo riconoscimento, arrivare anche fino a Chioggia, penso alle peculiarità del Tegnue ad esempio, no? Cosa su cui ci stiamo lavorando anche da parecchio tempo, c'è un'intesa anche programmatica anche con quell'area veneziana, credo che comunque, ripeto, per le peculiarità nostre ambientali, ricordo che quasi tutte le amministrazioni, partendo dalla mia, hanno portato a casa tutte le certificazioni possibili, immaginabili, noi abbiamo una sfilza dalla spiga vera bandiera blu, ma passando anche tra ISO, tra EMAS, eccetera, quindi insomma credo che abbiamo tutte le certificazioni ambientali possibili e immaginabili, credo che ci sia una cultura ambientale forte e radicata, al contrario di quello che si dice anche in giro, perché tutti, ma dai pescatori ai cacciatori, tutti hanno una cultura ambientale territoriale importante, credo che alcuni impianti, sì, forse adesso c'è ancora da parlarne, io non voglio entrare nel merito della zona AIA perché noi siamo usciti ancora anni fa, non ho neanche la competenza diretta per parlare di quella progettazione, anche se è chiaro tutte queste cose rimangono anche impattanti, è vero su alcune zone del territorio e giustamente più di qualche sindaco sta facendo le sue valutazioni ed è giusto che sia così come noi le facciamo nel nostro territorio direttamente, però cioè, abbiamo demolito una centrale termoelettrica, abbiamo ridotto le emissioni attraverso alcune situazioni, cioè ci sono tanti fattori che portano anzi forse a un cambiamento migliorativo del territorio a mio avviso. Visto che l'ha accennato, ex centrale i lavori sono andati avanti, è rimasto solo il camino che non so se avete deciso o se l'azienda ha deciso o meno di demolirlo. Com'è la situazione, come stanno procedendo i lavori e quanto implicherà risistemare anche le infrastrutture in funzione dei numeri che hanno accennato quando hanno presentato il progetto? Si parla di 8.000 persone che ogni giorno dovrebbero transitare sulla zona, quindi i ponti, le strade eccetera. Questo, una bella domanda. Allora, la situazione è questa, faccio un piccolo review se mi permette, soprattutto per chi ci ascolta che magari non conosce bene o la conosce marginalmente la questione. Allora,
Future, il progetto parte nel 2016, nel 2018 Human definisce l'entrata appunto attraverso questa progettazione di riqualificazione di area, tra l'altro delle 20 aperte Future da Enel in Italia, l'unica che sta andando avanti concretamente è Porto Tolle, quindi tanto per dire il periodo Covid potete immaginare ha rallentato non solo da parte burocratica, ma anche perché un'azienda che lavora sul fattore turistico, se non ha certezze di investimento deve comunque attendere, però da quando siamo partiti, quindi dalla fase di demolizione che come diceva Leandro adesso è praticamente terminata, la scia è ancora aperta perché stanno facendo piccole attività all'interno, ma la parte proprio di demolizione che porta alla quota zero. Cosa vuol dire? Che la parte dei gruppi, delle officine, tutto è stato portato, i serbatoi è stato tutto portato a quota zero. La parte adesso si avvierà la parte che riguarderà la variante urbanistica, le bonifiche, tutto ciò che viene dietro, e proprio notizia di questi giorni, ai primi di febbraio faremo la prima conferenza di servizi istruttoria che avvierà questo processo che per noi è fondamentale, perché ricordo ai più una variante urbanistica di questa portata, perché parliamo di 300 ettari che erano industriali che devono passare al ricettivo turistico con conseguenti bonifiche e tutto, non si impiega un mese. Sì, tra l'altro implicherà, mi diceva, una dozzina di enti che dovranno dare il loro parere, quindi di più, è un iter molto impegnativo e anche molto lungo probabilmente. Sì, quindi ecco, solo la via e la VAS per quanto riguarda la variante urbanistica di solito è un anno, ma è anche per impianti molto più piccoli, ecco, quindi insomma sono procedure abbastanza lunghe, però possono finalmente determinare un cronoprogramma effettivo di vedere fra 2 o 3 anni la nascita del villaggio. E le infrastrutture, Sindaco? Le infrastrutture, giustamente, noi avremo una perequazione per quanto riguarda anche la parte della costruzione del villaggio, quindi sarà anche nostra cura, questa qua chiaramente su una visione che dovrà essere anche condivisa con le aziende, perché chiaramente sicuramente va potenziato o comunque messo. Noi abbiamo già il ponte di Così Camerini, siamo già stati accorti già da 2 anni di avviare un processo di monitoraggio costante del ponte, abbiamo una visione strategica sulle strade che chiaramente già l'impatto di barricata è diventato importante all'interno di quelle che sono le arterie stradali, già la crescita esponenziale delle spiagge, Barricata e Boccasette, portano comunque a un modo, a una veicolare esatto, molto più importante. È chiaro che abbiamo bisogno strategicamente anche di potenziare le arterie. Ultima domanda che facciamo a tutti i sindaci: come vede la sua città fra 50 anni? La mia città fra 50 anni, spero, il mio augurio è quello di vedere i nostri giovani che trovano degli sbocchi lavorativi adeguati a quello che è il territorio, a quella che è la parte di scolarità a cui si apprestano i nostri giovani, che oggi insomma fortunatamente abbiamo fatto anche l'attestato delle lauree anche quest'anno, ormai si aggirano più di 20 laureati all'anno, quindi insomma credo che è anche una soddisfazione. Sì, rispetto agli ultimi a 20 anni fa era... Vedano casa sua qua, vedano fra 50 anni un comune che abbiamo avviato, mi sento di dire questo, no? Dal livello turistico sia ancora un comune che abbia la voglia e la peculiarità della visitazione territoriale, che sia vivibile, perché deve essere comunque vivibile, perché come dico sempre, e lo dico sempre a tutti, anche ai miei colleghi, qual è la mission principale di un sindaco? Pensare alla qualità di vita dei propri cittadini, e credo che questa sia la visione che ogni sindaco deve avere, pensare alla bontà della qualità di vita dei suoi cittadini, quindi servizi, quindi lavoro, quindi dignità di vivere in un territorio che sia anche raggiunto da quei servizi di base che necessitano tutti, anche le piccole comunità, anche i comuni più piccoli che ci sono sul nostro territorio nazionale. Grazie Sindaco. Grazie. Per la tua ultima domanda fuori onda. Secondo lei si potrebbe fare una macro area di tutti i 7 comuni del Delta? C'è un unico comune importante, superando il discorso dei campanili, e potrebbe diventare veramente una cosa interessante, che potrebbe far concorrenza per esempio alla Camargue, visto che ogni volta ci confrontiamo. Lei auspicherebbe? Allora, io penso che Porto Tolle 258 km2 è un settimo della provincia di Rovigo e vive già una sua difficoltà gestionale. È anche vero che lo spopolamento delle zone rurali in tutta Italia, non solo da noi, la parte legata all'età, che comunque l'invecchiamento e tutto, i servizi da dare, credo che se non sarà oggi sarà fra qualche anno, sicuramente si dovrà arrivare comunque, e pensare a una città
del Delta, no? Possiamo chiamarla Sì, così, chiamarla una come città del vogliamo. Delta, credo che potrebbe dare sicuramente un peso politico importante, potrebbe dare uno sbocco territoriale, penso a chi ha la Romeo piuttosto che la statale, lo sbocco quindi la trasformazione legato al settore primario più portato al mare, uno sbocco turistico, uno sbocco sulla pesca, in un'ottica di territoriale probabilmente sarebbe strategico, uscirebbe sicuramente una città veramente importante con delle peculiarità che secondo me fra qualche anno potrebbe arrivare. Adesso da decidere il sindaco, dai. Grazie Sindaco, Grazie a voi. ti è sempre il numero uno. Grazie. È su da decidere chi fa fare il sindaco, ma credo. No, sai cosa mia? Ho paura. Credo che sia in dubbio. No, ho paura che sarà poi imposto prima o dopo da Roma e perderemo tutti i vantaggi di... Di non aver fatto una